Pronti? 1, 2, 3. Ho validato questa volta il segnale ed è Peter Pan GSO che si incarica di fare l'andatura, preso ottima partenza su Pickering e gli altri comunque sono già a ridosso. Quindi Peter Pan al comando con in schiena il compagno di nastro Pickering, mentre all'esterno si fa subito luce Zemellino che non sappiamo se andrà a chiedere strada, non crediamo perché Peter Pan GSO al comando non ha alcun interesse a mandare Zemellino. Vediamo all'esterno invece c'è già Today Winner Font, se ne vanno i primi 400 di gara in 29,9, le posizioni di coda sono di Naldo Benale, unica GSO, intanto vediamo che Zemellino rimane comunque al sediolo di Pickering in seconda posizione. Dopo i primi 400 metri piuttosto svetti, con partenza con i nastri 29,9, ora 45,5 i 600, un 15,6 di terza frazione. Comunque si viaggia abbastanza veloci ed ora c'è mossa in mezzo al gruppo e c'è lo scatto veloce di Rugiada SMS. Michele Canali va ad impegnare Federico Bongiovanni. I due in pariglia, Federico però replica e Michele deve rimanere lì a contatto. In terza ruota invece si trova Naldo Benal nella situazione più scomoda. 1,16,2 il passaggio al chilometro, si viaggia su buona andatura. In seconda posizione rimane Pickering, mentre in seconda pariglia esterna è sempre Zemellino. Ora un giro alla conclusione con a largo anche Today Winner Font, mentre rimane in terza ruota ma senza progredire Naldo Benal, che ora addirittura retrocede in coda e forse disturba anche qualche altro concorrente. Ma intanto Peter Pan GSO continua a guidare nei confronti di Pickering, Rugiada SMS, che però ci sembra calata. Intanto ha sparato un 15,2 il leader per cercare di fare selezione. A 400 dalla conclusione entra nettamente al comando in curva. Andiamo ancora mosse dalle retrovie. Intanto siamo però a metà dell'ultima curva. Numero 12, con Today Winner Font, Peter Pan GSO che non si lascia avvicinare. Peter Pan GSO in nettissima evidenza all'ingresso in dirittura d'arrivo, 2 lunghezze e mezzo di vantaggio su Rugiada SMS, che può essere soltanto seconda, mentre al terzo finisce Veronese che capeggia i battuti. Al quarto ci sembra Valencia Min, 1,16,4, 37. Beh, l'avevamo detto, Peter Pan GSO aveva sgambato alla grande e Federico Bongiovanni è andato subito al comando con ottima partenza, poi ha dovuto soltanto guardarsi dal finale di Rugiada SMS, che era la favorita insieme a Valencia Min, erano le due che avevano chiuso a pari quota, ma vedete Federico Bongiovanni già a 10 metri dal palo praticamente accarezza Peter Pan GSO, che vince bene. Secondo posto per Rugiada SMS Michele Canali, mentre più indietro finisce Veronese. È tutto per questa quinta corsa dall'Arcoveggio. Ci risentiamo fra circa 25 minuti.